Bastava incrociare il tuo sguardo per ricevere uno dei tuoi sorrisi dolcissimi, un sorriso che sembrava dire «Che bello vederti» e che riusciva a riempire il cuore di gioia e serenità. È stato un dono immenso conoscerti, stringere la tua manina e accompagnare i tuoi piccoli passi. Sono i ricordi semplici e delicati delle maestre d'asilo ad accompagnare il piccolo Simone Chelaru nel giorno dell'addio, dentro e fuori la chiesa di Sant'Alberto a Zerobranco, dove un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del bimbo, morto a solo 1 anno e 10 mesi dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna, ora indagata per omicidio colposo nel cortile di casa in via Tiveron. Nonna Valentina, che straziata dal dolore ha assistito alle esequie, officiate in rito ortodosso, accanto ai genitori Olga e Yurie, all'altra figlioletta Sofia, ai parenti, agli amici, ai vicini di casa, un lutto composto e profondo il loro, segno di una famiglia che rimane unita anche in questi momenti bui. Torna il giorno del battesimo l'officiante, padre Marius Cociorva. E auguravo per lui una vita lunga, felice. Speravo di vederlo sempre crescere, diventare grande. Però ecco, questo dramma che è molto pesante. Difficile trovare consolazione, afferma padre Marius, se non nella fede, ma soprattutto nell'amore. Perché l'amore, cari fratelli cristiani, non è, come dicono alcuni, un tipo di sentimento umano. L'amore è terapeutico. L'amore è terapia. Quello di Simone di certo era un amore semplice ma potente che ha riunito centinaia di persone che poi in corteo lo hanno accompagnato al vicino cimitero. Il tuo sorriso, i tuoi giochi, le tue conquiste e la tua infinita dolcezza resteranno per sempre custoditi tra le mura del nostro nido e dei nostri cuori. Buon viaggio, piccolo grande angelo, continua a splendere, sorridere e giocare tra le nuvole. Riposerà vicino alla sua famiglia Simone e a quei tanti amici che lo hanno salutato lanciando in aria dei palloncini bianchi e azzurri.